cosa che un pochettino ce la portiamo dietro, però sono convinto che con lavoro anche questa situazione riusciremo a migliorarla. La squadra come sta? Ci sono stati dei reinserimenti questa settimana, poi però abbiamo visto che oggi Neto è uscito dall'allenamento, qual è la situazione? No, stamattina si sono allenati tutti, qualche minuto dalla fine dell'allenamento Neto ha preso una botta, adesso una botta sul naso, deve fare un controllo, aspettiamo cosa ci dicono. Per il resto tutti gli altri sono allenati, sono disponibili, quindi aspettiamo solo il responso medico per quanto riguarda Neto. Ecco, questa settimana come hai visto lui, come hai visto Derisio, come hai visto Felipe? Stanno lavorando, si stanno impegnando, Felipe chiaramente ha qualche allenamento in più rispetto a Neto e a Carlo e a Derisio, quindi incomincia a stare un pochettino meglio. Anche loro due hanno lavorato abbastanza bene, è normale che abbiamo bisogno di ancora un po' di sedute per tornare in una condizione ottimale per quanto riguarda il livello che ha raggiunto in questo momento il campionato. Felipe comunque ci sono possibilità di vederlo anche dall'inizio? Sì, come a Bassano, anche a Bassano abbiamo fatto un tipo di valutazione, c'era anche lì la possibilità, comunque è disponibile, quindi potrebbe essere impiegato anche lui dal primo minuto. Hai Mandorlini in diffida, giusto? Sì. È l'unico in diffida, ecco. In ottica magari poi anche dei prossimi incontri con Parma e Venezia, puoi fare un ragionamento di dire lo risparmio questa partita oppure no? No, nel senso che quando un giocatore sarà squalificato avremo il sostituto, se decido di farlo giocare non è un discorso, o di non farlo giocare non è un discorso per quanto riguarda la diffida. Per quanto riguarda invece il Feralpi, ti aspetti una squadra che punta sulle ripartenze oppure che avversaria che insomma bisogna aspettarsi da quel punto di vista? Il Feralpi è una squadra che ha usato un po' due sistemi di gioco ultimamente, ha giocato con il tre quarti dietro due attaccanti di grande struttura, in altre situazioni invece ha giocato con due attaccanti un po' più veloci, aperti e un po' più stretti, quindi abbiamo preparato tutte e due le situazioni in cui potremmo andare a incontrarli. È una squadra che ripeto ha determinate caratteristiche un pochettino diverse rispetto al Bassano, però anche loro sono bravi in alcune circostanze, soprattutto sulle palle laterali. Una squadra che segna molto, che però forse subisce anche qualcosa di troppo. Ma abbiamo guardato il Feralpi, però ripeto, ci stiamo concentrando più sulla nostra squadra. In questo momento è importante che noi miglioriamo qualche difficoltà che abbiamo, che hanno tutte le squadre, pregi e difetti. Conosciamo l'avversario, però come abbiamo già detto rispettiamo, cercheremo di affrontarlo al massimo, però non dobbiamo avere delle certezze che secondo me la squadra ha margini di miglioramento, è in crescita ed è una squadra forte. A Bassano avevi detto c'erano stati troppi errori individuali, troppi errori anche gratuiti in certe situazioni. Da questo punto di vista serve un passo in avanti importante, credo, te lo aspetti anche tu. Sì, è chiaro che con il lavoro anche questa situazione va migliorata, non è solo a Bassano, ogni tanto commettiamo delle ingenuità non forzate magari dall'avversario, quindi sono situazioni che stiamo lavorando, però ci vuole del tempo insomma, come per tutte le cose. C'è la speranza di non dare la possibilità ad Asta di rifarsi di quelli che tu gli rinfacciavi quando giocavate insieme. No, con Tonino abbiamo giocato un anno insieme, siamo rimasti amici, siamo in buoni rapporti, quindi il campo poi è normale che ognuno cercherà di vincere la partita, però abbiamo fatto un anno straordinario, quindi è sempre un piacere rivederlo.